Pronto? 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 Chi la radio? Sì. Pronto? Sono Ninzi, mi hai riconosciuta? Ma con chi parlo? Signora, buongiorno. Ma qui. Sono Gianfranco, non si Ancora ricorda? non mi sono abituato con questa voce. Ma come non si è È abituato? una voce strana, però quanti anni c'hai, Gianfranco? Quanti anni c'hai? Quanti anni ho? Sì, lei 25. Quando? 25. Me l'hai appena per poter 25 anni, gnaccio, c'hai 25 anni. Ma chi è schietto lei? Chi è schietto? Sì, sono schietto. Peccato che è così giovane, però peccato. 25 precise ce l'ha? 25, Ma quando perché? va a 26? A giugno, il 13 a giugno. meno, perciò ancora c'è una Ancora vita, c'è strada, infatti. oggi. Sono Ninzi, mi hai riconosciuta? Certo, signora. Sì, noi qua stiamo facendo le elezioni a San Giorgio. Abbiamo le elezioni per il cambiamento del presidente di San Giorgio. Che noi abbiamo un presidente. Avete pure il presidente? Noi abbiamo la Repubblica Popolare di San Giorgio. Che non è un L'Indremeno. posto scelto, è un posto diverso, diciamo, nel pianeta. Non esiste, è uno stato abusivo che abbiamo creato noi e ora abbiamo Certo. le elezioni. No, come che in America c'erano state le elezioni? Sì. Lo sai però? Sì, Hanno con fatto una Baracchio Obama, come si chiama? Baracchio Obama? Baracchio, come si chiama? Scusa, ma ghiaccio, come si chiama? Obama, Baracchio sì. Come? Baracchio Obama, Baracchio Obama? Baracchio Obama. Va bene, Non si signora. chiama Baracchio Obama? Barack Obama. Che è il sito qui da Michelin, come si chiama? No. Che deve copertore, no? La moglie che deve Ma copertore. no, non fa i copertoni sua moglie. No, è un modello di copertone, No, Michelin Obama, non si chiama assolutamente. così. È un modello di copertone creato apposta Non è per vero, il presidente no, americano, il Michelin no. Obama. Come no? L'ho sentito dire Signora, io. ma che sta dicendo? È dedicato alla moglie, il famoso Michelin Obama. Sì, ma sua moglie non ma fa ce l'aveva copertone. magari Giuseppe Medici, scusi, a via Gramsci. C'hanno il Michelin Obama, ci sono stato io per la Lapa, ce l'abbiamo montato nella Lapa davanti. No, Lo sai che quelli- la Lapa c'è tre ruote, no? Sì. La Lapa è una specie di smart, diciamo pick up. Ce la presente la smart Perché c'è il pick-up. cassone dietro. E che tu scusa, la smart Esatto. è due posti? Sì, però e la Smart- Lapa magari, no? Ma quella ha quattro ruote, però la Lapa ha nave C. Ma la rapa è una perché viene meglio a guidarla, perché essendo pick-up per prendere le curve ti puoi abbattere, capito? Avendo quattro ruote non puoi abbattere. Invece con tre ruote, anche nella curva stretta, gnaccio il maestro, sa, fa la derapata, fa una cosa Ignazio, particolare. quando prende le curve, si alza l'altra ruota dietro, cammina Io su ci due fai il ruote. contrappeso, se Certo. proprio il grosso, no? Io che cosa fa? Tutto quello che si mangiava la sera prima, lo sposto dal lato sinistro se deve girare a sinistra, perché io è tipo un ruminante, no? Sì, Io sì, dopo sì. che mangia, la gestione da mangiare all'interno della panza continua, non è che Certo. tu sta mangi le cose e finisce là, no? Certo. Io come vuoi, no? Ogni tanto che sta mangiata la sera prima, mezzo da scacciate, io ho messo mansione, perché ci torna a chiaro un po' abbastanza affogati. e Mamma dice, mia, ma tipo un pesante. ruminante, va che schifo, va che schifo. Effettivamente Cose che fa un po' veramente, schifo. fa vero longuito, va che cosa ci devo dire questo? Lasciamo perdere. Comunque stiamo facendo le elezioni che qua si ma a che stanno punto presentando siete? due candidati, Uzzo Peppino Vaggaruso che è uno Uzzo Peppino Vaggaruso. Vaggaruso si chiama, sì, Eh. perché poverino mischino una volta lui si imponeva con la cannalora. Una volta Sì. siamo ascoltato rimettersi la cinghia, quella che ci tiene la Vallera, e ci calava la Vallera. Da quel giorno arrestava Uzzo Peppino Ma Vaggaruso. no, la Vallera, ma comunque. La Vallera, no? Sì. Uzzo Peppino Vaggaruso. Eh. E poi c'è un altro che si sta presentando, si chiama Ali, è un Ali. ragazzo di colore. Certo, Di lì. colore, che poi io dico perché si chiamano di colore? Ce l'hanno un colore, chiamava perché marroncino, io un ragazzo marroncino, Ma non di si colore, dice che è marroncino. definito, non ho capito. Vabbè. Amici di colore va bene, marroncino no, E che è quindi offensivo? Ali Ali non aveva speranze, perché il Peppino Vaggaruso si sta accattando tutti i voti che ci Ma sono. non si può Non fare. si può fare nei paesi normali, ma nella Repubblica Popolare di San Giorgio, che è abusiva, Però si può non fare, è abbiamo le giusto. nostre leggi noi, Ma non no? è giusto, signora, però così non è giusto. Però scusa, Ali si sta Ali. presentando perché siccome nell'America hanno eletto un Baracchio Obama che è marroncino, Giustamente anche lui dice magari è mio ora qua, no? dice ora Caio Acchiano, Uzzo giustamente. Peppino Vaggaruso che c'aveva amicizie, che se va a fottere lo posto che diventa il presidente della Repubblica Popolare di San Giorgio, hai capito? Per cui stiamo organizzando. Ma quindi ormai è inutile questa cosa delle elezioni. Come inutile? Se già si sa che chi lo Ma sa si devono fare, no? No, ho capito, però. Si devono pagare i scrutinatori, ci sono le scuole chiuse, qui abbiamo le scuole chiuse. Addirittura. Le scuole solo quelle abusive però, perché noi abbiamo Cioè, le scuole abusive e quelle e buone. quelle buone. Certo, Ho c'è anche capito. la parrocchia che si sta organizzando. che ci Avete sta la prestando parrocchia locali. buona e quella abusiva. Ah, solo quella abusiva, quella buona manco l'avevo, solo abusiva ce l'avevo. C'è Don Piero, lo conosci a Don Piero? No, Don È Piero uno non lo che conosco. gioca anche nella San Giorgio Calcio, nella San Giorgese. Il regista Avete numero pure la 10. squadra di Si chiama calcio? Alessandro Don Piero. Alessandro Don Don Piero. Piero, perché io parlo dai Certo, che è certo. abusivo lui, no?
perché lui, Ovviamente. siccome era disoccupato, che era ragazzo, no? Sì. Era disoccupato e allora non sapendo che fare, essendo stato bravo da ragazzo a servire la messa, una sera vestito da carnevale, Sì. che si era vestito di arcivescovo, ci dissero: ma sai che stai bene vestito così? E lui ci venne la pensata, nell'indomani cominciava a fare un parrino, si era prima una bottega, giustamente, in un garage, ci mise una cosa così si dice, e poi dopo si è ingrandito, si è fatto la chiesa per fatti suoi, Addirittura. ora c'è un oratorio, c'è i locali, bella, pure i locali, e c'è cioè- un oratorio abusivo, che mi creda, che sono anche a Firenze, prima ci fai i complimenti e dopo attacca, ma prima ci fai i complimenti però, perché c'è una chiesa abusiva che manco le chiese buone, ma che ci devo dire? Signora Non è che Nunzia. le ostie lui le dà così, quale ostie ne danno imbottite? 2 ostie hanno messa la fine della muttadella, perché se no non le Pure, danno, certo. pure. Certo, noi abbiamo la chiesa Non oso abusiva. immaginare allora il vino. Un vino è di chilo buono, non è La che Utti, c'è direttamente. con la Utti, capito? Certo, ma come lo sa lei? È venuto? No, no, È venuto però mai? Senta, ma qualche perché volta non viene verrò. lei? Perché non viene a votare? Dove ce l'ha la residenza lei, scusi? Potrei anche venire C'ha la forse. residenza a San Giorgio lei? No, però ma faccio giusto tanto perché qua, per... guarda, noi ce la facciamo subito, tanto è una residenza Com'è che si chiama il candidato quello lì? Uzzo Peppino Sì, Vanderoso. ecco. Uzzo Peppino votiamo, Vanderoso. votiamo per lui a sto punto. E ci mancasse, se non vota per lui ci scattivo in rotta dalla macchina, perché vuole votare per lì? Non c'è No, basta già anche che c'è perché- il baracchio Obama che No, ma anche è perché io non marroncino. so chi sia lì, quindi mi fido più do Zu. Com'è che? Uzzo Peppino Uzzo Vanderoso, Peppino Vanderoso. allora ce lo dico in italiano, lo zio Peppino il Valleroso. Il Valleroso. Il Valleroso, se lo scrive, lo zio Peppino. Votare zio Peppino Rapecavoli, detto il Ah, Valleroso. Rapecavoli. Certo, ci deve mettere il cognome. Oh ragazzi, votatelo, Allora, Rapecavoli Giuseppe, detto zio Peppino il Valleroso, va bene? Ci devi mettere così, se no il voto è nullo, Certo, Mi certo. raccomando, allora la devo lasciare ora che stiamo andando con Ignazio, col camion, che se abbiamo preso un camion, che non l'abbiamo affettato, l'abbiamo preso. immagino, sì, così. preso. Questa notte lui è tornato con questo camion, dice per domani, perché ora stiamo andando a prendere le cabine elettorali. Dice dove le prendiamo? Abbiamo saputo che c'è una scuola che ancora non hanno finito di lavare tutto cose, per cui di notte e notte, questa notte ci Ma no, organizziamo. signora, ma- Cotte lei di prestare, cottere Che che fai? sono buone quelle dell'avvogibile, che sono chiatte, capisci? Ma chi ci non fa su schifano. Cacoda, signora? Non è No, che ho qua vabbè, non ci corde. capita mai da rubare una cosa che non Ma mai. assolutamente no, ma non si fa Dico, tra non l'altro. capita che una trova per che sa c'è un cassettone la mettono in un cofano, un portabagaglio. Ma non si l'attaccato. fanno queste cose, signora, Ma si non può si camminare fanno. nella vita senza coda, scusi? Come fa uno? Mette caso che uno trova ligna senza coda? Come fa, scusi? Come fa? Ma io dico non lo so. Signora, ascolti, non si fanno queste cose. Uno la corda può anche tenerla in macchina, ma non si fanno queste cose. Non può Comunque andare a prendersi le ma lo può fare cabine. lo spot elettorale non so Peppino Vanderoso? Ma assolutamente no. Non si può Non si fare può. quello autogestito? Non si può. Vabbè, comunque senta, volevo partecipare all'argomento di oggi se è possibile, perché anch'io mi ho stato innamorato una volta, no? Certo. Sì, Di Ignazio. No, quale Ignazio è il mio cugino. Ah, suo cugino. Ignazio è il mio cugino, no. Sono stata innamorata tanto tempo fa. Di chi? Di chi un si può uomo, sapere? non lo posso dire perché ora è sposato, c'è figli, papà vabbè, male, ma papà è brutto. che ci fa? No, non lo posso dire, Edoardo si chiama, Edoardo. Un bel nome, lo tra conosci? l'altro. Edoardo Edoardo. si chiamava per gli amici ricca e pelosa perché ci cresceva tanto pelo nell'orecchio. La peluria, Dice sì, che è sì. simbolo di intelligenza, vero? Che un Non lo pilotare so che- questo, non lo so. Ma non lo so, comunque Edoardo mi ricordo che era estate, Sì. ci eravamo incontrati a Vaccarizzo, nella casa abusiva di Vaccarizzo. Certo, ovviamente, ci mancherebbe. e ce l'avevamo sia io che la sua famiglia, no? Ci avevamo 2 case abusive, mi creda, meravigliose, che certo. ancora piango di quando ce l'hanno buttata a terra Ma con la hanno ruspa. fatto bene, voglio dire. Ancora piango, guarda, meno male che mi è rimasta la foto Non e si anche il fanno queste progetto. cose. Ma comunque, vabbè, cose che ammattano sono, ma insomma ci siamo incontrati là a Vaccarizzo che facevo le vacanze insieme ogni Certo. anno. A me mi faceva un'antipatia questo ragazzo, perché sai, Ah. sempre così, l'amore certe volte nasce dall'antipatia. Dall'antipatia, Ma sì. cosa cavolo, A ma volte per davvero, capita. per davvero? Ma cosa? Ma perciò c'era questo che mi faceva antipatia, poi lo chiamavano Edoardo Ricchia Pelusa, non mi piaceva questa cosa, no? Che Certo. mettevo con la Ricchia Ma Pelusa. non si poteva innamorare di uno che si chiama Edoardo Ricchi Pelusa, Ma insomma. lui un giorno venne, mi Sì? disse, ti posso dedicare una canzone? E Mi cosa disse, le non ha lo dedicato? senti questo caddo che c'è? Lo senti che c'è caddo, proprio Sì. caddo? Disse sì, lo sto sentendo questo caddo. Sì. E tu quando c'è caddo non sudi? Sì. Se che ci mancassi, che sogno santo che non suda? E allora ti posso dedicare una canzone di Pupo? Sì, qual è? Addirittura. Dici sudo io, sudi tu, sudi noi. Su di noi. Ha capito? E allora me la voglio ricordare. La ringrazio. Da Buona Nancy. giornata signora, noi Arrivederci. ricordiamo questo brano allora. Di noi ci avresti scommesso tu su, di noi mi vendi un sorriso tu.